Nei giorni scorsi Aldo Bressanutti ha compiuto 100 anni. Ci sono delle mostre fra Trieste e Monfalcone che celebrano questa importante ricorrenza. Di Aldo Bressanutti e di queste mostre parliamo in questa puntata di Trieste d'Arte, intanto assieme all'architetto Marianna Cerboni, che torna ad essere nostra ospite. Allora, intanto quattro in realtà sono le mostre, perché in Rettori Tribbio ce ne sono due. Sì, una appunto qui dove ci troviamo, la Biblioteca Statale Stelio Crise di Trieste, è visitabile fino al 6 dicembre. Poi al Palazzo Municipale di Monfalcone fino al 1 dicembre, e lì troviamo in particolare degli interni, dei bellissimi interni, grandi, importanti. E poi attualmente è in corso alla Galleria Rettori Tribbio di Trieste una mostra dedicata anche agli interni, con più di 30 oli raffiguranti vari interni, qualche tecnica mista, qualche disegno, qualche acquaforte, e poi degli oli, diciamo delle bozze ad olio, sempre sullo stesso tema. E alla Galleria Rettori Tribbio di Trieste il 25 novembre avremo un'altra puntata sempre dedicata agli interni con altre opere, che poi sarà visitabile fino al 10 dicembre. Tutte le mostre sono ideate da Furio Bressanutti, che ha scritto fra l'altro anche un bellissimo catalogo, e poi eventualmente lo sentiremo. Nella mostra invece qui in Biblioteca Statale Stelio Crise, qual è stato il criterio attraverso il quale si è proceduto? Beh, date le dimensioni e lo spazio ampio della biblioteca, abbiamo pensato di inserire una sorta di antologica della creatività dell'artista. In questa sala, che è la sala d'accesso, per esempio ci sono messe le nature morte, che sono nature morte così un po' particolari, dipinte da Bressanutti nel corso degli anni, soprattutto su tavola, e c'è soprattutto il primo olio da lui dipinto su tela dell'obitorio dell'Ente Comunale di Assistenza di Trieste, dove da ragazzino ogni tanto era ospite, e il quadro si chiama Cineserie. Poi qui abbiamo 3 autorappresentazioni dell'artista. La prima lo rappresenta a 30 anni, con un volto piuttosto, cioè non dico disperato, ma insomma in qualche modo sofferente, sofferto, perché gli inizi della vita dell'artista non sono stati certo né facili né felici. Era un bambino un po' abbandonato a se stesso, che dormiva spesso nei portoni di Civitavecchia, quella Civitavecchia che poi dipingerà e figgerà, però con un senso di ironia, di divertissement e anche di speranza. Ecco, poi qui abbiamo alle nostre spalle un'ampia sala con tutti gli esterni, molti esterni di Civitavecchia, del teatro romano e anche di Gradinska d'Isonzo. C'è un pezzo cittadina nella quale lui poi aveva fatto il collegio e aveva anche incontrato la moglie Anita, che sarebbe stata la donna poi della sua vita e la madre di Furio Bressanutti. E poi abbiamo una grande sala dedicata ai quadri surreali. Il surrealismo è stata una grande sorpresa nella pittura di Bressanutti, perché lui a un certo punto ha sentito questo bisogno di creare liberamente e si è messo a fare questi quadri senza sapere che esisteva Magritte, che esisteva Ensor, che esisteva Dalì. E quando è andato poi in Francia a vedere una mostra di Magritte accompagnata dall'amico muggesano Flavio Tossi, è rimasto molto male, molto malevolmente sorpreso, e ha deciso di abbandonare il genere surrealista, per poi riprenderlo una trentina d'anni dopo in maniera un po' diversa, ma l'ha ripreso. Ma al momento lo shock è stato potente, perché pensava: adesso mi diranno che ho copiato. Soffermiamoci un attimo su questo
dipinto che si intitola Il ghetto, per un paio di annotazioni. Una mia personale, della quale chiedo scusa in anticipo, ma insomma gioseffianamente ogni tanto divento pericoloso. Intanto qui c'è questo quadro che si vede appunto Sì. nel quadro, poi è quello che adesso Sì. sta alle sue spalle, architetto, no? Quindi c'è... Sì, sì, è un modo di giocare di Bressanutti che spesso ricorre nella sua pittura. Qui c'è un autoritratto anche vicino al pallone, eccetera, e credo che ne abbiamo già parlato forse in qualche altra circostanza, questa idea di appunto quasi di horror vacui, no? di riempire parecchio, a me, anche per l'uso del colore, che ricorda, ma ripeto, può essere anche una ingerenza della mia infanzia, eccetera, ricorda certi fumetti di Iacovitti, dove c'è tutto disseminato di cose strane, eccetera. Qui ci sono delle bucce di angurias, Iacovitti metteva i salamini, eccetera. Non c'entra assolutamente niente, però la storia dell'arte ti consente di fare questi curiosi paralleli. Sì, e a me ha fatto pensare invece a Bosch e alla pittura fiamminga, sì, no? Cioè tutti questi intrecci, intarsi di personaggi, di cose, di oggetti e anche in qualche modo di emozioni. Ecco, evidentemente lei la vede in maniera più giocosa. Più giocosa, sì. E poi tra l'altro diciamo anche questo, oltre c'è la riconoscibilità del ghetto triestino, Sì. no? Però per certi aspetti c'è anche una sorta di universalità. Se non sapessimo che questa è Trieste, tolti per esempio tolto il candelabro, eccetera, potremmo benissimo pensare di trovarci anche a Napoli per certi aspetti. Sicuramente, sicuramente. Comunque sì, è il ghetto vero, il ghetto di una volta, quello che io ricordo da bambina, no? Non il ghetto chic, raffinato di adesso con i ristoranti, eccetera, ecco. Il ghetto de no altri. Questo è un altro dipinto tipico, no, di Bressanutti, si chiama Da Via Capitolina, è stato realizzato nel 1985. Perché, architetto, non ci troviamo di fronte ad una cartolina? Perché c'è l'anima. Cioè Bressanutti ha questa capacità così istintiva e anche non comune forse di mettere l'anima in queste opere. Guardavo proprio prima anche questo dettaglio, no? Di questo cielo che è quasi un cielo impressionista, sì, ma neoromantico, no? Delicato rispetto alla città, che è la parte vecchia, vetusta, così, che però anche questa è umana, non è cristallizzata in qualcosa di, come posso dire, di freddo, ma tutta la città si dipana, come dire, adesso non vorrei dire troppo così, ma come in un abbraccio sul mare, no? E Trieste, lui riesce anche, per esempio, sono dei dettagli, però qui su questo palazzo, questa sfumatura di rosa così, un po' fanè, cioè è questo modo di interpretare quasi nel profondo, ma istintivamente, le vecchie mura. Chissà se metteva poi sulla tela effettivamente quello che lui vedeva o se ci aggiungeva qualche cosa di suo anche così di divertente, di particolare ed altro. Questo sarebbe curioso da approfondire, perché effettivamente c'è un uso anche del colore abbastanza particolare, no? Sì, sicuramente ci metteva qualcosa di suo e di più, perché c'è una partecipazione che viene fuori dal colore e anche dall'insieme, da questa composizione che in qualche modo non è statica ma è dinamica e coglie, come dire, in modo brillante, per esempio anche questo palazzo che è moderno, viene fuori come noi ce l'abbiamo dentro, no? Nel cuore, non è una rappresentazione metodica fredda, ci sono modi e modi di rappresentare il reale e questo denota una compartecipazione molto forte, forse anche perché, come accennavo prima, Bressanutti questi luoghi li ha vissuti proprio
da bambino, da solo, anche forse in certi momenti disperato, triste, li ha vissuti sulla sua pelle, no? E li rivive in qualche modo in età più matura, posso dire da uomo vincente, in quanto da artista che si è fatto conoscere e ha raggiunto per il proprio talento la fama. Tra l'altro è anche molto bello vedere come certamente tutto quanto degrada, se vogliamo, no? Però sono riconoscibilissime anche le zone, questo lo so abitandoci là, si individuano chiaramente le zone attorno all'università, Villa Giulia, eccetera, cioè si vedono, sono loro, anche se logicamente sono progressivamente appena accennate. E poi appunto, proprio riallacciandomi a questo, c'è tantissimo lavoro proprio di studio, di approfondimento e anche di manualità, perché realizzare nel dettaglio tutti questi edifici, questi particolari urbani, qui la chiesa ebraica, cioè no ebraica, scusate, l'Apsus, di serbo ortodossa. Insomma, è un lavoro veramente non da poco, non basta avere il colpo d'occhio ed essere artisti. D'altro canto, come possiamo vedere anche qui, anche nelle bacheche della mostra, insomma, Bressanutti ha realizzato più di 1500 oli nella sua vita e più di 1500 acquaforti, alcune delle quali hanno dei dettagli, la maggior parte delle quali hanno dei dettagli enormi, quindi un lavoro d'accordo che è stato compiuto in decenni e decenni di vita, che ha avuto la fortuna di vivere, però il lavoro è immenso. E poi anche nei dipinti dove magari appunto dove le abitazioni, gli edifici sono ritratti, diciamo così, più da vicino, anche lì stupisce il particolare, come posso dire, accennato che non disturba, sì. Cioè sono particolari molto leggeri, se posso dirlo, magari il termine non è correttissimo, però sono quelli. Ecco. Sì, ma per esempio anche in quel quadro lì che c'è tutta quella luce, no? Il fondo, il cielo azzurro e poi ci sono questi raggi di luce. Come dice lei, c'è questa anche leggerezza nel porgere l'immagine, no? Non c'è, sono in fondo edifici antichi che potrebbero essere rappresentati in qualche modo pedissequo e pesante, no? Lui riesce a volare leggero e questo è la magia dell'artista. La terza sala, Architetto del Cerboni, è la sala delle sorprese per certi aspetti. Partiamo dai piatti, dai. Sì, i piatti sono una vera chicca perché nella sua vita di sperimentatore Bressanutti, fra aver anche realizzato affreschi, aver creato anche delle sculture con delle pietre, ha anche realizzato dei piatti che sono molto divertenti, molto carini. In uno che è intitolato Il collezionista, lui si autorappresenta in un ipotetico studio di Monfalcone affastellato di oggetti e comunque sono piatti tutti realizzati in numero limitato e tutti numerati e in tiratura limitata e quindi rappresentano veramente una chicca nell'ambito della mostra. Dove invece la terza sala espone i quadri più particolari, quelli che sotto certi aspetti inquadrano un altro Bressanutti, ma poi mica sono così differenti rispetto agli altri per certi aspetti, no? No, non sono differenti perché c'è sempre questo ritmo molto di ricchezza di oggetti, di immagini, anche di emozioni e di idee, no? Perché per esempio questo quadro qua che rappresenta Piazza Barbacan con un accenno dell'Arco di Riccardo, e chi lo avrebbe mai immaginato su un mare quasi in tempesta, ricco di oggetti e di memorie? È un modo di reinterpretare il reale in maniera, sì, appunto surreale, ma molto molto personale.
Qui il colore la fa da padrone in questa sala, no? Beh sì, il colore, soprattutto anche nella parete di fondo, il rosso, è potente, no? È potente e anche in qualche modo drammatico nelle sue espressioni, perché non sono quadri lievi in qualche modo, no? Sono quadri che appunto sono in qualche modo liberatori, come tante volte la pittura surrealista è. I primi sono stati realizzati proprio nella prima metà degli anni 50 appunto, e poi lui ha fatto anche vari bozzetti, disegni per libri di fantascienza che ho messo nelle bacheche, e ha disegnato anche il manifesto per la prima edizione del Festival di Fantascienza di Trieste nel 1972. Ecco, e poi, come accennavo prima, un filone che ha momentaneamente abbandonato in quanto colpito dal fatto che anche altri surrealisti esistessero al mondo oltre a lui. Ma anche in questo caso, pur nella, come posso dire, c'è sempre forse il termine non è correttissimo, c'è sempre una lievità, no? Sì. C'è sempre una, che non è leggerezza. No. Perché... No, e la capacità in qualche modo di saper sorridere al mondo e sulle cose del mondo, che è una caratteristica dell'arte di Bressanutti e anche forse del suo modo di prendere la vita e di riuscire a sopravvivere. Stupisce ancora un dato che c'è sempre movimento, no? Sì, i quadri sono dinamici anche laddove potrebbero sembrare statici, perché c'è un insieme di oggetti, di cromatismi che cambiano continuamente, e quindi questo crea un dinamismo di fondo. Spostiamo la nostra analisi ancora più in là. Sono non soltanto questi, ma tornando magari anche ai quadri delle prime due sale, paradossalmente sono quadri dove si sentono i rumori. Sì, è la vita che pulsa, la vita che pulsa, anche la vita più popolare, più semplice, il quotidiano. L'ultima sala propone le acqueforti. Sì, che tra l'altro è una tecnica che, così come la pittura, Bressanutti ha imparato da perfetto autodidatta. Le acqueforti in particolare, frequentando la Galleria Cartesius da Trieste, dove c'era il proprietario che aveva anche il torchio, quindi lui lì un po' alla volta ha imparato, però voglio dire, anche questa è una fatica, un lavoro enorme, perché come accennavamo prima nelle bacheche, insomma, e anche in fondo alla sala, questa sala delle acqueforti, abbiamo messo delle lastre e che però dimostrano effettivamente il grande lavoro che c'è sotto a queste rappresentazioni. Furio Bressanutti è il figlio di Aldo Bressanutti, ha curato la mostra, ha curato anche il catalogo della mostra. Soffermiamoci intanto su quello che è il dipinto che, diciamo così, appare anche sulle brochure, eccetera. Questo dipinto si chiama Cassa Integrazione, è del 1975 e se lo si guarda da vicino è terribile, verrebbe a dire accidenti. Perché il cassa integrazione dovrebbe aiutare a capire qual è il significato di questo. Questa è una sedia immersa in un pavimento rosso sangue, dove uno dovrebbe percepire il problema dell'immobilità. Quindi parliamo di cassa integrazione perché uno sta seduto, non fa nulla e ha questi spuntoni, chiodi nella schiena in tutte le parti, ed è un dramma. Potrebbe anche essere visto come l'immobilità di un malato, di quello che si vuole. Comunque è un dipinto con un grande contenuto simbolico. Perché c'è questo cappello, per esempio? Allora, questa è anche un'opera d'arte, per cui c'è necessità di avere degli equilibri, questo nero che si equilibra con questo. Uno dovrebbe
nemmeno, non dico, deve vederli perché sono fatti anche bene, questi sono dipinti bene, ma i dipinti devono essere anche equilibrati, al di là del contenuto e al di là, diciamo, della forma, equilibrati. Se uno prende questo quadro e lo gira sotto sopra, deve essere equilibrato. Qui si capisce, secondo me, anche il fatto che questa è una sedia pur tutta sgangherata, una sedia Bressanutti. Cioè nei quadri anche surreali, ci sono mio babbo, io lo chiamo Babbo, si vedono sempre la scopa, è sempre lui, perché lui estrae dalla sua mente i suoi ricordi, gli oggetti che a lui servono per dipingere. Mi sono chiesto spesso se mio padre sia simbolista. Allora la risposta è sì, è simbolista, ma a sua insaputa, ovvero lui non può fare a meno di pescare dai suoi ricordi, dai suoi oggetti, quelle forme che a lui dicono qualcosa, e per cui le sceglie, dico a sua insaputa, all'insaputa della parte artistica, per costruire un quadro. Un quadro per lui è sempre un divertimento, il piacere di mettere giù. Poi viene qui fuori drammatico, va bene, ma non ha importanza. C'è sempre questa leggerezza drammatica che io chiamerei eleganza. Ecco. Sì, e secondo lei, partendo da tutto ciò, come dovrebbero appunto essere visti i quadri di suo papà? Allora, rispondo in una maniera completamente diversa. Mio padre è una persona molto particolare, è un artista del bene e del male, quindi a casa mia c'era solo una cosa che contava: i quadri. Io rammento il babbo che dipingeva, e quindi i rapporti con me, con mia madre, che lui adorava assolutamente, però erano sempre subordinati a questa passione assoluta, totalizzante, da far venire mal di stomaco. Lui dipingeva giorno e notte, ma non per motivi, per lui, per lui. Lui scrive Aldo Bressanutti, uno può anche acquistare questo quadro, portarselo via, ma è scritto Aldo Bressanutti, rimarrà sempre suo. E quindi il suo modo di porsi di fronte a queste cose qui è completamente diverso. Come vanno visti questi quadri? Io li vedo come, per me è facile, come rapporto tra me e lui. Per me il quadro è un dialogo, lui comunica all'esterno qualcosa. Se un quadro ha bisogno di essere spiegato, è un quadro fallito, perché il quadro deve spiegarsi da sé, o magari non necessariamente spiegare un qualcosa di specifico, ma dà un'emozione. Quindi un quadro, se dà un'emozione, è ben riuscito. Può essere anche negativo, tutto quello che si vuole. I quadri di mio padre danno emozione. Nel caso mio specifico, come dicevo, mio padre è particolare, quindi il mio dialogo con mio padre, un dialogo bellissimo, era solo legato ai suoi quadri. Solo quello. Se io avessi parlato con mio padre di altre cose, avremmo fatto baruffa, matematico. Mentre parlando dei suoi quadri, spiegandogli, io spiegavo i suoi quadri a lui, è un rapporto padre e figlio. Quindi io non so dire come uno deve guardare i quadri di mio padre, so dire come io vedo i quadri. Per me ogni quadro ha una sua storia, una sua costruzione. Questo vicino a lei, questo qui si chiama Eco. Perché si chiama Eco? Perché un giorno parlando con lui gli ho detto: guarda, questo è un quadro straordinario. Ma sì, mi sono divertito, ma non capisco cosa sia di tanto straordinario. Faccio: guarda qua, questa parte di sotto è lo specchio di questa parte di sopra. Per di più, se guardi bene, c'è un'ellisse qui di forme, e lui mi fa: ah, ma io non mi ero accorto. Giusto, è giusto, perché uno non costruisce, non fa un progetto, uno è un moto dell'anima, non è matematica, è una cosa più di pancia che di cervello. Per cui l'abbiamo chiamato, io ho detto, per me è eco di tutto eco. Quindi
E questo un po', cioè tutti i quadri hanno qualcosa, per me tutti i quadri hanno un rapporto di dialogo interessante tra me e mio padre.